L'inizio dell'anno è alle porte e ripropone il solito problema dell'esplosione di petardi e fuochi artificiali. Per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza durante la notte di Capodanno, in particolare durante le feste, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, meglio conosciuta come OIPA, ha realizzato un video decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati. Non è raro che gli animali impauriti scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendosi investiti. Animali più anziani e cardiopatici possono addirittura morire di infarto. E anche la fauna selvatica, gli uccelli, gli animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono, dall'improvvisa luce, si disorienta schiantandosi contro gli alberi, i muri e le vetrate o i cavi elettrici, o finendo addirittura sotto le auto. Anche le lanterne cinesi, fatte spesso volare in occasione del Capodanno, possono causare ferimento e la morte di animali. Alcuni comuni italiani hanno messo in cantiere già delle ordinanze per vietare l'utilizzo dei petardi per i festeggiamenti del Capodanno, ma sono sempre troppo poco coloro che non rinunciano a questa anacronistica tradizione anche per l'esiguità dei controlli volti a reprimere chi non rispetta le regole. Per evitare che l'ultimo giorno dell'anno si trasformi in un dramma, una tragedia per gli animali, è stato realizzato dall'OIPA un decalogo con le regole e i suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare. Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciamoli soli, stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli. Non lasciamoli in giardino, teniamo in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Teniamo alto il volume di radio o televisione chiudendo le finestre e le persiane. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato. Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura. Facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto. Evitiamo soluzioni fai da te, somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Organizziamo una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiediamo al nostro comune un'ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l'opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici.